Sono 25.000 i profughi ucraini entrati in Friuli Venezia Giulia, 1.400 quelli che si sono fermati. Prefetti e regione puntano a ampliare i punti di prima accoglienza al confine alla fiera di Udine Hub sanitario. Non accettava alla fine della loro relazione la decisione della donna di stare con un altro. Un 44enne pordenonese ha minacciato di morte l'ex compagna, è stato arrestato in casa di parenti a Domodossola dove si era nascosto. Teste di maiale, zampe di suini e caprini dovevano finire alla brace per poi essere mangiati da una famiglia ivoriana. Un'area campestre di Pordenone dove gli scarti erano ammassati è stata sequestrata dalla polizia locale. Boom di quarantene, il comune di Udine prevede uno sconto del 20% sulla tariffa per il doposcuola nei primi mesi del 2022. L'80% degli iscritti ha fatto registrare assenze superiori ai 5 giorni. Abbandonato in strada e consegnato ai carabinieri da un cittadino che l'ha casualmente ritrovato, un ritratto fotografico autografato che raffigura D'Annunzio è stato restituito oggi ai musei provinciali di Gorizia. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Prima riunione questa mattina a Trieste per la nascita dell'unità di crisi regionale per far fronte al costante arrivo dei profughi ucraini ai valichi di Coccao e Fernetti. Sul tavolo i temi di accoglienza, sicurezza sanitaria e inserimento scolastico, oltre che rafforzamento delle strutture di primo incontro sulle frontiere. Sono 1.400 i profughi ucraini finora accolti in regione, una piccola parte degli oltre 25.000 identificati tra Coccao e Fernetti e diretti in altre regioni o in altri paesi. È proprio per definire l'accoglienza di questi e di quelli che ancora arriveranno nei prossimi giorni si è insediata l'unità di crisi della prefettura di Trieste. Da un lato i prefetti regionali Vardè di Trieste, Marchesiello di Udine, Ricciardi di Gorizia e Lione di Pordenone e dall'altro buona parte della giunta regionale, con in testa il presidente Massimiliano Federiga e il vicepresidente Riccardo Riccardi, perché non solo di prima accoglienza si è parlato, ma anche di inserimento scolastico e di sicurezza sanitaria. L'unità di crisi sarà costituita dal Presidente della Regione insieme con i prefetti e le strutture regionali di sicurezza, sanità e protezione civile, mentre è naturalmente una componente che coinvolgerà anche l'organizzazione dei rappresentanza dei sindaci. Mentre poi ci sono i 2 presidi dei confini che dobbiamo ampliare anche perché i flussi si stanno intensificando. Quindi le generi di prima necessità, le condizioni naturalmente per l'identificazione delle persone che arrivano. Poi c'è il problema della sicurezza sanitaria, quindi al momento stiamo valutando una struttura di un hub sanitario, questo nella fiera di Udine, che si affianca all'altra attività che abbiamo per poter organizzare tutta l'attività di anagrafe sanitaria, del tampone e dell'eventuale a fronte di disponibilità dei vaccini per le persone che sono arrivate. Gorizia è pronta ad accogliere almeno un'ottantina di ucraini in fuga dalla guerra attraverso un accordo con una cooperativa, ma è pronta ad allargare anche gli spazi d'accoglienza se la situazione si aggravasse. Arriva la rassicurazione del sindaco Ziberna. È uno dei primi cittadini maggiormente coinvolti anche per quello che riguarda l'accoglienza degli ucraini che scappano dalla guerra. A che punto siamo? Solamente 5 persone di quelle arrivate nel nostro territorio provinciale hanno voluto avvalersi della facoltà del diritto di chiedere asilo, diversamente dalla precedente migrazione, perché sono tutte persone che o scelgono il nostro territorio come territorio di transito e perciò si recano a Pordenone, ma prevalentemente in altre regioni. Abbiamo una cooperativa, Mosaico, che già cura in convenzione con la prefettura spazi ricettivi, mi riferisco al Nazareno, e di questi giorni a breve la gestione anche dell'ex convitto di via Vittorio Vento e altre strutture private. Perciò noi come città saremo in grado di ospitare a breve qualcosa come 60-80 persone. Una perla molto carina
Sabato ho intitolato uno stadio, lo stadio Baiamonti a un goriziano, Rosario Bizzari, e mi hanno presentato due ragazzi che da 48 ore, due ragazzi ucraini, sono arrivati a Gorizia e giocano già nella squadra Audax San Rochese nei pulcini del calcio, a dimostrazione di come ci sia questo afflato, questo grande entusiasmo nel vero senso della parola. È partito questa mattina presto, diretto al confine tra Romania e Ucraina, il secondo convoglio di farmaci e dispositivi medici dalla sede centrale di Palmanova della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Lo ha fatto sapere il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, precisando che gli aiuti sono stati organizzati dalla Sanità regionale con il coordinamento del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e il contributo delle regioni. 7 profughi ucraini sono stati accolti ieri sera a Udine dopo essere giunti con la carovana della Speranza organizzata dalla trasmissione Le Iene. Si tratta di una famiglia composta da 5 bimbi, una madre e una nonna. Il nucleo familiare è stato accolto alle 19 dal sindaco di Udine Fontanini e dell'assessore alla sicurezza Ciani. Dopo il tampone il gruppo è stato trasferito alla casa albergo ai Faggi, struttura della Quiete, dove ora rimarranno per 5 giorni di quarantena. La colonna umanitaria formatasi sabato pomeriggio nel parcheggio dello stadio Friuli aveva visto partire almeno 50 veicoli e una corriera diretta verso la città polacca di Przemyśl al confine con l'Ucraina, con l'obiettivo di trasportare i profughi in fuga dalla guerra in maniera gratuita e altruistica. Uno slancio di generosità che aveva coinvolto alcuni friulani e diversi cittadini giunti da ogni parte dello stivale. Al confine con la Polonia però la carovana ha incontrato alcune difficoltà tra diffidenza e sfollati che avevano già trovato un luogo dove andare, un mezzo per il trasporto. Molto complicata è la situazione ai confini tra Ucraina e gli Stati europei. In Ungheria, porta d'accesso per gli ucraini diretta in Italia, il carburante razionato da 100 litri a veicolo in pochi giorni si è passati a 5. Il nostro inviato Marco Maccoridge. Ci troviamo a pochi metri dal confine ucraino. Questo è l'unico passaggio ferroviario di collegamento tra Ungheria ed Ucraina. Treni che arrivano carichi di nuove famiglie allargate, donne, bambini, qualche anziano e diversi animali domestici. Su questa stessa linea anche gli interminabili convogli fumanti che trasportano combustibili ed il prezioso grano ucraino destinato anche all'Italia. Nessuno qua azzarda previsioni, l'unica certezza è che il razionamento del carburante sta ostacolando gli spostamenti. In 7 giorni si è passati da 100 litri di rifornimento consentito per ogni mezzo ai 50, poi ai 40, ai 20 litri e stanotte ci è stato permesso di fare solo 5 litri di rifornimento. Dal confine ucraino è tutto, a voi la linea. E a proposito di carburanti, il governo si riunirà questa settimana per decidere come combattere l'aumento dei prezzi. Si va verso una riduzione di 15 centesimi al litro, ma per il parlamentare friulano Novelli sarebbe una misura insufficiente per la nostra regione. I turisti del pieno costano alla nostra regione, dice Novelli, 254 milioni di euro di mancate entrate. Il prezzo dei carburanti è diventato insostenibile per le famiglie e per le imprese. La regione Friuli Venezia Giulia sconta un ulteriore problema, quello della vicinanza con lo Stato sloveno, dove il differenziale dei prezzi rispetto a noi è elevatissimo. La regione ha già fatto molto in questi anni con la scontistica sui carburanti, ma non è più sufficiente. Noi dobbiamo tutelare le nostre imprese, dobbiamo proteggere i nostri cittadini da questi aumenti sconsiderati e dobbiamo anche considerare che questa scontistica non è più sufficiente. Quindi ho presentato un emendamento al prossimo decreto energia che istituisce un fondo apposito per il Friuli Venezia Giulia. Mi auguro che il governo prenda in considerazione questo emendamento, anzi sarei felice se intervenisse prima con il decreto che comunque prenderà in considerazione anche i costi del carburante, ma attivando questo fondo. La regione Friuli Venezia Giulia è una regione particolare. Noi dobbiamo cercare di impedire che milioni di litri di carburante non siano acquistati nella nostra regione, ma bensì in un altro Stato. Perdiamo dell'IVA, costringiamo la gente a lunghe code, a perdita di tempo e questo non va bene per l'economia, non va bene per le famiglie. E
intanto la vicina Slovenia ha deciso di mettere un freno al rialzo dei prezzi, calmierandoli e bloccandoli. Il governo sloveno ha infatti fissato un tetto massimo per benzina e diesel a poco più di 1,5 euro al litro, mentre in Italia hanno ormai superato i 2,3 euro. Ci si aspetta quindi che le lunghe code ai valichi non diminuiscano, ma anzi aumentano, con sempre più cittadini che scelgono il carburante sloveno. La parola d'ordine in questo momento è cercare di resistere, è il messaggio che esce dall'analisi congiunturale di Confcommercio realizzata da Format Research. In Friuli Venezia Giulia 4 aziende su 10 del terziario sentono l'impatto economico della guerra in Ucraina. Le imprese temono di perdere terreno recuperato con fatica dopo 2 anni di pandemia e si aspettano una possibile riduzione del meno 11% dei ricavi a seguito dell'impatto della nuova crisi. Gli operatori dei trasporti e della logistica sono coloro che temono le conseguenze più forti. L'analisi emerge dall'osservatorio congiunturale curato per Confcommercio da Format Research. Si tratta purtroppo di un dato che per altri versi è fortemente inatteso rispetto alla crescita che invece stava caratterizzando le imprese dei settori del terziario alla fine del 2021. I settori che sono più in crisi sono i settori della logistica, dei trasporti, ma anche gli alberghi e poi le imprese del turismo più in generale. È uno scenario che va a mettere insieme gli ingredienti per la tempesta perfetta. Quindi in questo momento la parola d'ordine è cercare di resistere. Esatto, cercare di resistere e cercare anche di avere fiducia in un futuro che comunque è delineato con molti punti interrogativi. Agire in fretta davanti a una drammaticità che ha modificato anche gli scenari del nostro territorio, a dirlo l'assessore regionale Bini commentando i dati dell'analisi congiunturale di Confcommercio. In questo contesto internazionale drammatico acuito dall'incremento dei costi energetici e delle materie prime, la Regione da un punto di vista economico non può fare nulla. Serve un intervento statale, ancor di più uno europeo, una sorta di recovery plan numero 2 dell'Unione Europea. Lo ha detto l'assessore regionale alle attività produttive al turismo Sergio Emidio Bini alla presentazione dei dati congiunturali di Confcommercio, che nell'occasione ha annunciato per il 17 marzo l'incontro tra la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e la Task Force del Mise per individuare gli interventi immediati da mettere in atto, ricordando alcune delle proposte nate dal tavolo del Friuli Venezia Giulia, tra le quali la rateizzazione delle bollette di gas ed energia elettrica. L'assessore regionale ha tra l'altro rimarcato la necessità di agire in fretta davanti a una drammaticità che ha modificato anche gli scenari del nostro territorio. Le imprese di ogni comparto, perché parliamoci bene, di ogni comparto, rischiano davvero la tenuta. Abbiamo purtroppo visto e stiamo vedendo un film ancora più cupo rispetto ai 2 anni fa, al febbraio del 2020, quando solo alcuni settori dell'economia hanno risentito della crisi economica. La Regione indubbiamente può presentare delle istanze concrete, serie, attuabili al governo centrale, così abbiamo fatto la scorsa settimana. Dopo la rottura della loro relazione, un 43enne ha preso di mira la sua ex, perseguitandola pesantemente sul posto di lavoro e a casa fino a minacciarla di morte. L'uomo, già condannato per stalking, è stato arrestato. Insulti, atti isterici, vandalismi fino a esplicite minacce di morte. A tanto è arrivato un 43enne di origini piemontesi che, non accettando la fine della loro relazione, si è scagliato con furia verbale e fisica verso la ex compagna, una donna del Pordenonese. Una relazione turbolenta da tempo, quella dei due, sfociata già in passato in un divieto di avvicinamento, in un susseguente patteggiamento a una condanna a 10 mesi di reclusione per il reato di stalking proprio nei confronti della sua compagna. Il mese scorso, dopo che la donna ha deciso di troncare definitivamente la relazione, avvicinandosi sentimentalmente a un altro uomo, il 43enne ha perso la ragione, andando più volte sul posto di lavoro della donna, una sala giochi, insultandola e giurandole di farla fuori, prima di appoggiare le natiche sulla vetrata del negozio in segno di sfregio. Non contento, l'uomo ha anche rigato la carrozzeria e tagliato le gomme dell'auto della ex, dopo aver divelto la recinzione di casa e tagliato i fili della videosorveglianza. Dopo la denuncia e le indagini della squadra mobile della questura, il GIP del Tribunale di Pordenone ha disposto la custodia in carcere per l'uomo, che nel frattempo si era rifugiato da alcuni parenti nel comune d'origine, a Domodossola, dove è stato rintracciato e arrestato. Ora si trova nel carcere di Verbania.
Il mago Aleph, al secolo Franco-Friuli, è stato condannato per minacce dal Tribunale di Udine. A portarlo in giudizio erano stati moglie e figlio. Non furono maltrattamenti trentennali nei confronti della moglie, ma 2 minacce in 2 giorni. Aleph, al secolo Franco-Friuli, è stato condannato a 6 mesi di reclusione. Si è concluso così il processo a carico del mago delle Tre Venezie, noto anche per la sua passata attività televisiva, dopo che il giudice Camilla Del Torre del Tribunale di Udine ha modificato in minacce l'originaria imputazione di maltrattamenti in famiglia. A pesare nella decisione è stato soprattutto un episodio avvenuto nel gennaio 2021, al seguito del quale intervennero anche i carabinieri. L'uomo, oltre a versare le spese legali alla moglie, che si era costituita parte civile insieme al figlio, dovrà risarcirla. Il danno sarà quantificato in sede civile. Nuova condanna per l'imprenditore Carletto Tonutti. Il Tribunale di Udine ha riconosciuto lui e i 2 figli colpevoli di bancarotta preferenziale. L'imprenditore Carletto Tonutti, già condannato in altri 2 processi di primo grado per il crack della Tonutti Volagri a 8 anni e 8 mesi di reclusione complessivi, si è visto infliggere dal Tribunale di Udine una pena di 1 anno e 10 mesi di carcere per bancarotta preferenziale, questa volta legata al fallimento nel 2016 della Tonutti Group SRL. Per lo stesso reato sono stati condannati anche i 2 figli Fulvio e Gianmaria a 1 anno e 6 mesi di reclusione ciascuno. Tutte le pene sono state sospese. I 2 figli, in qualità di amministratori delegati dal 2013 al 2015, erano accusati di aver favorito il padre compensando quasi 200.000 euro di crediti da lui vantati nei confronti della SRL con alcuni loro debiti per la locazione e gli arredi della villa di Aiello, oltre di aver compensato altri 46.000 euro di credito vantati dal padre prelevandoli dalla cassa della società. Inoltre gli avrebbero liquidato oltre 130.000 euro a titolo di compensi amministratori, il tutto a danno degli altri creditori della Tonutti Group. I 3, infine, sono stati assolti perché il fatto non sussiste dai reati di bancarotta patrimoniale e di bancarotta semplice. Tratto autostradale della 4 tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave chiuso in direzione Venezia a causa di un tamponamento tra 3 mezzi pesanti avvenuto fra Cessalto e San Donà dopo l'area di servizio di Castoltar Nord. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17. Una persona è rimasta incastrata in uno degli autoarticolati coinvolti. Autovia Veneta ha disposto la chiusura degli ingressi dei caselli di San Stino e Cessalto in direzione Venezia. L'uscita obbligatoria a San Stino, sul posto la polizia stradale, vigili del fuoco 118 e mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autovie Venete. Scarti di macellazione, tra i quali teste e zampe di maiale, testicoli e pollame erano pronti per essere arrostiti per poi essere mangiati. La polizia locale di Pordenone ha messo sotto sequestro l'area nelle campagne di Valle Noncello, dove le frattaglie erano conservate in pessime condizioni igieniche. Un'area di proprietà privata nelle campagne di Valle Noncello è stata posta sotto sequestro amministrativo dalla polizia locale di Pordenone e di Cordenons. Lì questa mattina, su segnalazione dell'istruttrice cinofila Daniela Pugliatti, sono stati rinvenuti residui di animali macellati. Teste e zampe di maiali, zampe di bovini e caprini, pelle di bovini e testicoli. Erano a terra, coperti solo in parte da un lenzuolo. Erano pronti per essere arrostiti, così come dell'altra carne che sempre i poliziotti locali, supportati dal veterinario dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale Damiano Berton, hanno trovato all'interno di una bacinella. C'erano anche taniche di acqua, contenitori di varie dimensioni, rifiuti e molta legna, quella che sarebbe servita per cuocere. Tutto era conservato in pessime condizioni igieniche. Una donna di 51 anni della Costa d'Avorio, giunta sul posto per terminare di arrostire la carne, ha confessato che gli scarti di macellazione a terra erano i suoi. Ha ammesso di averli rubati da un macello nelle vicinanze e di averne già cucinati in parte. Gli altri li avrebbe cotti nel pomeriggio per poi mangiarli insieme ad amici e familiari. 2 anni fa quella stessa donna era stata pizzicata, sempre nella stessa zona, a grigliare pesce avariato che avrebbe servito il giorno seguente durante un funerale. La polizia locale tenterà ora di capire come la 51enne ivoriana, che potrebbe essere denunciato per inquinamento ambientale, sia riuscita a procurarsi quegli scarti di origine animale. Un maxi furto di cavi, materiale elettrico, un generatore, un decespugliatore e addirittura i teli del tendone. Festa in Tenda, lo storico festival di Cervignano, ha subito un danno enorme in un furto avvenuto nelle scorse ore. Per questo ha avviato una raccolta fondi online che in poche ore ha già raggiunto i 2.000 euro. Questi furti ci creano enormi problemi, hanno scritto gli organizzatori sui social, e mettono a rischio la realizzazione degli eventi già in programma. L'obiettivo è di 15.000 euro, la raccolta fondi attiva sul
sito GoFundMe. È morto il giornalista e scrittore Sergio Canciani, volto noto della RAI per aver seguito per il TG2 la guerra nell'ex Jugoslavia come inviato e per essere stato corrispondente RAI da Mosca per 13 anni. Cresciuto professionalmente nella redazione regionale della RAI Friuli Venezia Giulia, Canciani ha scritto numerosi saggi. Era nato a Trieste nel 1946. Trovato sul marciapiede a Gorizia, grazie agli accertamenti dei carabinieri del nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico, un ritratto fotografato e autografato da Gabriele D'Annunzio, oggetto di furto nel 92, è stato riaffidato ai legittimi proprietari. Un ritratto fotografico autografato da Gabriele D'Annunzio, rubato a Gorizia nel 92 dalla saletta del teatro di Casa Formentini a Borgo Castello, è stato restituito oggi nell'ambito di una cerimonia a Palazzo Petzenstein. Il ritratto era stato trovato da un trevigiano su un marciapiede del capoluogo giontino e affidato ai carabinieri della stazione di Gorizia Montesanto, che a loro volta hanno affidato l'opera ai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Dopo 30 anni questa preziosa opera autografata da D'Annunzio ritorna ai legittimi proprietari. Come ci siete arrivati? Ci siamo arrivati preliminarmente grazie a una segnalazione di un privato cittadino che, contattando i colleghi i carabinieri della stazione di Gorizia Montesanto, ha presentato loro questo ritratto che lui asseriva di aver ritrovato, in circostanze che poi abbiamo approfondito, insomma, essere comunque supportate da una certa logica. Gli accertamenti svolti nei musei provinciali goriziani hanno permesso di appurare che l'opera era riconducibile all'eredità del patrimonio del Museo della Redenzione. Dove posizionerete quanto era stato rubato? Certamente ritornerà al museo che oggi si chiama Museo della Grande Guerra a Borgo Castello. L'eventuale assenza delle opere provenienti da 3 musei russi per le quali è stata chiesta la restituzione non fermerà gli intenti del Comune di Udine di mantenere aperta la mostra La Forma dell'Infinito fino al 10 aprile. La Forma dell'Infinito, ospitata a Casa Cavazzini, rimarrà aperta fino a domenica 10 aprile con orari prolungati fino alle 10 di sera per rispondere alle numerose richieste dei visitatori. Come è accaduto a altri grandi musei italiani, anche a Casa Cavazzini le opere di 3 musei di Mosca sono state richieste per la restituzione anticipata, però la partita è aperta prima di tutto perché abbiamo antichi e solidi rapporti di amicizia con questi interlocutori, è aperta perché la cultura deve essere una sorta di diplomazia parallela dove le migliori tradizioni dei popoli si fanno rappresentare proprio dalle loro opere d'arte e ritirarli è una mossa incomprensibile. Abbiamo valutato che è possibile sostituire 4 delle 6 opere che partono con un Kandinsky meraviglioso e con 3 Matisse che permetterebbero quindi di godere l'intero percorso della mostra e di percepire solo la tristezza di 2 vuoti che saranno un invito a lavorare per la pace o per chi ha fede a pregare per la pace. Vediamo i dati della pandemia con 1.225 nuovi contagi nella nostra regione. Su 5.043 tamponi molecolari sono stati rilevati 238 nuove positività con una percentuale del 4,72%. Sono inoltre 9.008 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 987 casi, il 10,96%. 5 le vittime di età compresa tra i 78 e i 97 anni. Ci sono 9 persone nelle terapie intensive Covid, una in più del giorno prima ma 4 in meno negli altri reparti per un totale di 138 unità, aumentano anche le persone in isolamento a 18.226. Il consorzio di bonifica della pianura friulana lancia l'allarme siccità. Negli ultimi 3 mesi le piogge nella nostra regione sono calate di quasi il 50%. Sono quasi dimezzate le piogge in Friuli Venezia Giulia rispetto alla media del periodo. L'allarme siccità arriva dal Consorzio di bonifica della pianura friulana che ha diffuso i numeri sulle precipitazioni in regione nell'ultimo trimestre. Il dato peggiore arriva da Udine, dove tra dicembre 2021 e febbraio 2022 sono piovuti non più di 150 mm di acqua, con un calo del 48% se confrontato alla media stagionale. Nelle altre stazioni di rilevazione non va molto meglio, meno 45% il dato registrato in Emonse,
Monzo, meno 44% a Cervignano, meno 38% a Gemona. Ai dati sulle precipitazioni si aggiungono le criticità rilevate sulla portata del tagliamento, delle sue derivazioni e delle falde del Medio Friuli, anche in questi casi con numeri in forte calo. Dati che preoccupano il Consorzio in vista della primavera, periodo in cui le diverse attività di coltura e semina richiedono già un fabbisogno idrico elevato. Secondo la presidente Rosanna Colocchiati, gli attuali approvvigionamenti idrici sono insufficienti per le richieste che giungono da tutto il comprensorio. A tal proposito, il Consorzio ha già presentato 33 progetti di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue da finanziare con i fondi del Piano di Ripresa Nazionale. Sono in atto inoltre, aggiunge la presidente, degli studi di fattibilità per realizzare dei bacini idrici nelle zone che necessitano di più acqua, in particolare nelle aree vinicole dei colli orientali. Andiamo a Udine per il nuovo piano del traffico. Il Comune ha delineato un'area che sarà completamente pedonale e un'altra in cui potranno circolare solo veicoli autorizzati e biciclette. Approderà in Consiglio Comunale il nuovo biciplan approvato dalla Giunta di Udine, che ha provveduto anche ad avvallare il nuovo piano del traffico che sarà approntato entro i prossimi mesi. Avremo per la prima volta una vera area pedonale che parte da via Mercato Vecchio con piazza Marconi lateralmente, ma arriva fino a una parte di piazza 20 settembre, via Canciani, via Rialto sarà compresa dentro e via Cavour, e quindi in quell'area non potranno accedere praticamente nessuno. Mentre adesso da 20 anni assistiamo ad una diciamo viabilità che è promiscua tra la ZTL e l'area pedonale, cioè le due si sono confuse. Quindi in sostanza avremo una vera area pedonale controllata e tutte le aree limitrofe che saranno oggetto di zona o privilegiata ciclisti pedoni o traffico privilegiato e ZTL vera, con a fianco tutti i carichi e scarichi. Abbattimento dei costi del doposcuola del 20% nei primi mesi dell'anno e abolizione del click day per prenotare il posto nei centri estivi. Sono le novità del 2022 indicate dall'assessore alla cultura del Comune di Udine, Elisabetta Marioni. Tariffe scontate del 20% per il servizio di doposcuola per i primi mesi dell'anno in 15 scuole primarie di Udine. Lo ha deciso la Giunta Comunale alla luce della raffica di defezioni a causa del Covid. Nel bimestre gennaio-febbraio 2022 oltre l'80% dei bambini iscritti ha fatto registrare assenze superiori ai 5 giorni. Ora tutte le famiglie che naturalmente hanno i bambini iscritti al doposcuola, tutti nei mesi di gennaio e febbraio avranno una riduzione del 20%. L'assessore all'istruzione ci parla anche delle nuove regole di iscrizione ai centri estivi riservati ai residenti in città della fascia 3-14 anni. Non basterà prenotarsi per primi, verranno prese in considerazione condizioni oggettive del nucleo familiare, l'eventuale condizione di fragilità o di possesso o di disabilità del bambino, la situazione lavorativa dei genitori, l'ipotesi che il bambino abbia fratelli o sorelle iscritti ai centri ricreativi, l'ISEE familiare priorità per chi ha l'indicatore inferiore. Si è creata una situazione incresciosa in questi ultimi anni, in quanto dovendo effettuare le iscrizioni online, molti rimanevano esclusi proprio perché non riuscivano a iscriversi in tempo. Mancava un'autorizzazione ministeriale, il TAR annulla la gara, il caffè Zecchini di piazza 20 settembre a Udine va riassegnato. Gestione del caffè Zecchini, tutto da rifare. Il Comune di Udine dovrà indire una nuova gara per il locale che fa parte del Palazzo Veneziano di piazza 20 settembre. Il TAR del Friuli Venezia Giulia infatti ha annullato la precedente assegnazione perché, dato il valore storico dell'edificio, mancava l'autorizzazione del Ministero della Cultura. Il giudice amministrativo ha preso la decisione in risposta al ricorso presentato da Martina Braida, che scorso anno aveva vinto la gara, salvo poi essere superata in graduatoria in fase di controllo e verifica. Il ricorso è stato valutato infondato dal TAR su tutti i punti tranne l'ultimo, nel quale si rilevava proprio la mancanza dell'autorizzazione ministeriale. Ritorna questa sera allo Scrigno la trasmissione dei Telefriuli dedicata alle realtà e alle tradizioni del territorio. In onda questa sera a partire dalle 21 sarà dedicata a una realtà di San Daniele. Vediamo.
Siamo nella sede dello Scriptorium Forio Iuliense di San Daniele e da qui riparte questa sera alle 21. Ci siamo, vogliamo raccontarvi il Friuli che conta, il Friuli che spinge sulla cultura e sulle tradizioni popolari. Chiaramente questa è una trasmissione che va avanti da tanti anni, da più di 15 anni, e quindi volevamo ripartire alla grande. Ci saranno ospiti i ragazzi dell'Isis Manzini, futuri geometri, che per 2 sabati hanno frequentato questi luoghi. Sì, è molto importante, soprattutto la parola geometri, perché la scrittura è tante cose, alchimia, arte, cultura e soprattutto è anche geometria, e la differenza fra geometra e geometria è solo una I. Allora, da San Daniele solo per il momento è tutto, ci vediamo puntuali questa sera ore 21 con il ritorno dello Scrigno. E tra poco tutte le notizie sportive a Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.